Eccoci cari telespettatori, altra intervista, altri temi molto interessanti. Ci riportiamo nell'ambito delle case, delle costruzioni, degli immobili. Non poteva non esserci Marco Furlan, l'ingegnere Marco Furlan, titolare della Furlan Costruzioni. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Che ci apporta sempre delle ventate anche di ottimismo, cosa non male, e soprattutto di innovazione in senso benefico anche per l'ambiente, per la salute delle persone, per la vivibilità e quindi un nuovo modo di concepire l'abitare e la costruzione stessa. Questa volta è accompagnato, ci fa piacere avere qui con noi in studio, il sindaco del comune di Campodarsego, Walter Gallo. Signor sindaco, ben arrivato, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. E il connubio non è casuale perché un amministratore di un comune della provincia di Padova, dove si stanno effettuando dei lavori molto interessanti, una progettualità molto interessante, collabora con Furlan Costruzioni. Cosa sta succedendo? Parlo del Life Village con area verde. Che cos'è? Ce lo racconti, ingegnere, così sì, dopo diamo la parola anche al sindaco che partecipa a questa iniziativa, ma io voglio che sia anche di stimolo e di sprone per tante amministrazioni comunali a coniugare certi progetti, che non è il primo. Assolutamente. Allora, noi come Furlan Costruzioni abbiamo sempre puntato alla qualità e all'esclusività dei nostri interventi, perché pensiamo che chi compra casa meriti qualcosa di importante. E a Campodarsego in particolare, in provincia di Padova, ricordiamolo. Siamo in provincia di Padova, è nato a nostro avviso qualcosa di veramente importante e è una prima assoluta nel comune di Campodarsego, ovvero sia il connubio tra abitazioni ad impatto zero, quindi amiche dell'ambiente, assieme a degli spazi verdi di proprietà del residence disponibili anche aperti alla collettività. Pertanto doppio vantaggio per la collettività, cioè chi costruisce da diciamo nemico dell'ambiente, nemico del vicinato, e chi costruisce obiettivamente tende a farsi tanti nemici perché si cementifica, si inquina, si disturba. Ecco, noi abbiamo cercato veramente di elevare al massimo la qualità e anche l'aspetto nobile della costruzione, perché avere in un comune 54 unità abitative a impatto zero, ovvero sia non c'è nessuna emissione inquinante nell'atmosfera, e a questo, grazie appunto alla collaborazione col comune di Campodarsego, essere riusciti a realizzare uno spazio verde. Pensi, Elena, che parliamo di ben 9.400 metri quadrati di spazi verdi complessivi tra privati e privato a uso pubblico, quindi all'incirca 180 metri quadrati ad abitazione, ok? Ecco, questi spazi verdi di proprietà vengono messi a disposizione della collettività. Ingegnere, scusi, interrompo. Sì. Queste immagini che stiamo vedendo, che cosa ci stanno illustrando, così anche i nostri telespettatori possono... Allora, questo appunto è proprio il Residence Life Village. Quindi è già costruito questo residence? Allora, perché noi una volta abbiamo parlato di un progetto ma ancora in fieri, qua invece? Qui parliamo appunto di edifici già esistenti e abitati, tant'è che siamo andati a trovare anche alcuni residenti proprio, ecco, qui siamo in casa di uno dei clienti, perché abbiamo voluto anche avere le testimonianze effettive di chi queste case le abita, per capire la bontà del risultato, per capire il beneficio effettivo che trovano in casa. Infatti, e appunto abbiamo spazi importanti innanzitutto, perché una delle peculiarità di questo intervento è l'ariosità, cioè gli spazi tra gli edifici. Normalmente quando uno è abituato a pensare a un quartiere vede edifici a 10 metri di distanza l'uno dall'altro, che è la distanza prevista per legge. Qui invece le distanze sono molto più ampie, abbiamo grandi spazi, abbiamo appunto questo verde attrezzato con panchine, con giostre per i bambini, messo, che appunto fa parte del residence, quindi è una proprietà privata del residence, ma è aperto al pubblico e quindi disponibile alla collettività. Questo è molto... Ecco, e qua mi aggancio, dopo ci racconterà anche altre cose. Voglio sentire un po' il sindaco. Per un'amministrazione comunale una scelta del genere è importante, sempre più importante, perché poi vediamo questi comuni che si stanno riempiendo di costruzioni, però lasciando lo spazio verde
venir meno, e con le conseguenze che poi di desertificazione che stiamo subendo in questo periodo. Allora io partirei da un concetto. Allora il verde è necessario nelle lottizzazioni, è previsto per legge, quindi non ci si può fare a meno. Poi c'è una sensibilità diversa a seconda di chi, naturalmente. C'è verde. Esatto. Ecco, generalmente in passato si tendeva a fare il verde nei punti più lontani dalle abitazioni. Quello che noi abbiamo portato avanti assieme all'azienda Furlan è stato proprio questo: concepire il verde a servizio naturalmente della residenza, ma anche a servizio del pubblico. Questo per tantissimi motivi. Uno di questi è sicuramente la manutenzione, perché manutentare il verde al giorno d'oggi costa, e chi naturalmente acquista pretende, perché acquista, spende, e quindi vuole naturalmente avere dei servizi. Poi abbiamo guardato anche l'aspetto della sicurezza, perché questo parco ha degli orari di apertura ed è messo a disposizione sicuramente di tutti i cittadini in Campodarsego, però a una certa ora apre e a una certa ora chiude, quindi evitiamo quello che generalmente succede poi nelle ore serali, quando naturalmente abbiamo, insomma, persone che magari hanno poca sintonia con l'ambiente. Esatto. Quindi sono stati tanti i motivi che ci hanno spinto. È stata un'idea che noi abbiamo portato avanti già da qualche anno, che io naturalmente dal 2020, quando sono diventato sindaco, ho voluto chiaramente portare in questa direzione, cioè quello di abbinare la volontà di tenere in ordine un parco con quello di dare anche maggiore sicurezza. L'aspetto della sicurezza, signor Sindaco, è molto molto importante, più che mai quando si costruisce in un certo modo, quando ci sono spazi verdi. Lei sa quello che sta succedendo purtroppo in tanti comuni del nostro territorio. È di difficile gestione, forse io quando ho visto questo parco mi è venuto in mente anche Milano, no? Che cerca di integrare costruzioni con verde privato ma aperto al pubblico, dove c'è anche una sorveglianza privata, tra l'altro, per poter garantire tranquillità e sicurezza. Noi come possiamo ipotizzare, lei come pensa di ipotizzare anche il controllo? Allora, a Campodarsego per esempio ci sono 27 parchi. Quindi pensare di poterli controllare tutti è 27 parchi inseriti nel contesto di vari quartieri, eccetera. Quindi è impensabile con le forze dell'ordine, polizia locale, carabinieri, poter fare una sorveglianza. Qui veramente ci affidiamo un po' al buon senso delle persone, perché ripeto, quando una struttura è aperta è in balia di tutto. Quando a una certa ora si chiude vuol dire che lì non si può più entrare, e quello sarà quello che noi porteremo avanti da qui in avanti, perché non c'è alternativa, è impossibile poter gestire diversamente. Quindi interverremo dove possibile, e nelle nuove edificazioni terremo ben a mente quello che abbiamo portato avanti con il gruppo Furlan. Come è stata accolta dagli acquirenti questa idea? Allora, è stata accolta, direi, bene, perché l'idea di avere uno spazio verde piaceva molto, ok? Sì. E però appunto l'idea che fosse uno spazio pubblico e creava anche delle perplessità, perché lo spazio pubblico è bello, ma appunto con le criticità di cui abbiamo appena parlato fa paura a volte. Fa paura, esatto, soprattutto di notte, d'accordo, e magari anche poi non viene gestito correttamente per impossibilità proprio materiale, di risorse economiche e di forza lavoro del comune, perché appunto abbiamo appena parlato di 27 parchi, di conseguenza è evidente che i comuni sono in difficoltà nella gestione del verde. Pertanto, se vogliamo continuare ad aumentare questo verde e avere un verde ben attrezzato, abbiamo visto che il privato sposa volentieri questa filosofia, anche perché, diciamocela tutta, anche se il parco effettivamente è aperto alla collettività, ma è chiaro che i beneficiari primari sono i residenti che ci abitano di fatto davanti, quindi ci sarà sempre qualche residente che utilizza il parco nei momenti in cui c'è anche dell'altra gente, soprattutto hai diretto contatto con la situazione, quindi appena vedi qualcosa che non funziona sei anche lì pronto a segnalarlo, è casa tua, e di conseguenza abbiamo visto che è stato accolto ben volentieri. L'importante, la cosa primaria è avere disponibilità del verde, ok? E abbiamo visto che questa formula piace, non ha creato
ostruzionismo, difficoltà, attriti all'acquisto, pertanto direi che da parte del sindaco è sicuramente una scelta vincente. Infatti, tra l'altro qua si allaccia anche un po' una questione, lei come amministratore lo sa benissimo, comunale, verde come anche il luogo dove le acque possono fluire, e adesso abbiamo questi problemi ambientali di non poco conto, perché al periodo di aridità totale dove non piove, poi alterneremo periodi invece di grande piovosità. Essendo edificato dappertutto, costruito, molti comuni si trovano in difficoltà per la confluenza delle acque, eccetera, e quindi è sorta la famosa polemica: se i sindaci autorizzano costruzioni dove non c'è neanche un'aiola, non c'è uno scolo d'acqua, eccetera, è ovvio che succede questo. Però con queste strategie invece si può ovviare in parte, no? Perché esiste del verde, insomma. Beh, allora diciamo che adesso con le nuove edificazioni, soprattutto nei nuovi quartieri, sono fatti dei calcoli matematici, quindi voglio dire, togli superficie, però devi mettere dei bacini di laminazione di raccolta di prima pioggia che sono in grado di contenere eventuali piogge anche di un certo tipo. Quindi adesso, mentre una volta la questione era un po' improvvisata, da qualche anno a questa parte naturalmente il consumo del suolo ha portato anche a fare una serie di ragionamenti diversi. Non a caso proprio al quartiere Life Village c'è un bacino di laminazione che non so quanti metri cubi d'acqua di prima pioggia possa raccogliere. Quindi questa è una cosa che naturalmente viene calcolata e quindi non viene lasciato al caso. Io direi che invece il verde è necessario, perché ormai le persone hanno bisogno di questi spazi comuni dove poter naturalmente vivere un po', perché dopo se no alla fine sei o in un appartamento o in una casa. Molte volte il verde in dotazione al singolo appartamento o alla singola casa non è tantissimo, quindi noi faciliteremo veramente la possibilità di realizzare queste aree importanti, evitando naturalmente piccoli interventi, cioè dove c'è la possibilità di fare un bel parco, una bella area attrezzata verde, noi la faciliteremo. Poi è logico che se la gente ha bisogno di residenza, noi dobbiamo darci da fare, perché voglio dire, la fortuna che hanno i comuni come il mio, come qualcuno... Di avere spazio. No, è che hanno richiesta, noi abbiamo richiesta molto probabilmente, perché la qualità dei servizi che viene erogata naturalmente porta le persone a cercare di venire... Ma vediamo anche da queste immagini, c'è il gruppo Furlan, che è un gruppo che lavora penso in tutta la provincia di Padova e anche fuori, insomma penso che questo è il suo primo intervento a Campodarsego, ci ha messo anche degli anni, però io insomma ho parlato con Marco, ho parlato con i fratelli, sono stati ben contenti, anche perché hanno avuto un grosso riscontro. Poi loro sono anche un gruppo importante, un gruppo solido, e quindi in questo momento c'è bisogno di tante componenti per poter andare avanti. Da parte nostra, ripeto, noi siamo a disposizione, anche perché se le persone hanno piacere di venire a abitare a Capodarsego non vedo perché noi non dobbiamo darci da fare, naturalmente inserendo tutte le normative e tutte le prescrizioni previste per legge. Questo assolutamente. Ingegnere, ha accennato il sindaco a quell'aspetto importante, perché so che i nostri telespettatori molte volte ce ne hanno fatto richiesta. Quando parliamo di costruzioni c'è chi dice appunto l'acqua doveva finire, i bacini di laminazione. Dietro le quinte ci racconti come funziona quando si costruisce, quando si edifica in una zona, si cementifica necessariamente, a parte questi casi qua dove c'è uno spazio verde 9.400 metri quadri, non è poco. Ma ce n'aveva essendo con un bacino di laminazione, ovvero, ci spieghi? Allora, quando si va a costruire, inevitabilmente si realizza della superficie non drenante, ovvero sia l'acqua cade e viene raccolta dal sistema fognario del quartiere. E per evitare di mettere in crisi il sistema fognario, perché chiaramente più acqua finisce, ha presente Elena quando le strade si allagano? Sì. No, perché? Perché dai tetti, dalle superfici pavimentate, l'acqua viene raccolta dai tombini, finisce tutta negli stessi condotti stradali, fino a che si riempiono e non riescono più a recuperare acqua. Di conseguenza si allagano le strade, si allagano le case e sono disagi e danni. Pertanto, cosa che si è pensato, cosa che adesso si realizza attraverso degli studi relativi alla superficie pavimentata che si va a realizzare, si realizzano delle grandi, chiamiamole piscine naturali, d'accordo,
che raccolgono l'acqua di prima pioggia, ovvero sia quando piove l'acqua che raccolgono i tetti e tutte le superfici pavimentate del nuovo intervento non vanno a finire direttamente sui condotti fognari presenti sulla strada e a metterli di conseguenza in crisi, ma vengono dirottati in queste piscine naturali in modo che fanno da polmone, si riempiono d'acqua e poi la rilasciano lentamente al sistema fognario, permettendogli di smaltire correttamente l'acqua, ecco che si evita un possibile allagamento. Questo è un fatto sicuramente importante dal punto di vista appunto della sicurezza e per proteggersi da eventuali danni dovuti all'allagamento, perché infatti, che quello quando succede sono dolori, l'allagamento penso che sia una delle calamità peggiori che possano succedere, perché l'acqua ti distrugge tutto quando ti entra in casa e pertanto prevenire gli allagamenti è veramente doveroso da parte delle amministrazioni pubbliche e anche da parte di noi costruttori, studiarli correttamente in modo da eliminare questo possibile problema. Infatti questo dei bacini di eliminazione, lei diceva è di recente, no? Di recente introduzione, abbastanza, è qualche anno, in passato non c'erano in certe realtà comunali, sono stati fatti ma successivamente a danni già verificati purtroppo ci si arriva, e finiscono sotto. Ci si arriva sempre dopo, però vorrei riallacciarmi perché proprio in occasione dell'intervento della Furlan lì su Reschigliano, Reschigliano, ecco, precisiamo, di se qualcuno vuole andare a vedere Reschigliano di Campodarsego. Con il plusvalore generato da questo contributo straordinario che è previsto per legge, una delle opere che il Comune ha scelto, che l'amministrazione ha scelto, è stata quella di potenziare la vasca di laminazione di un quartiere attiguo a quello che la ditta Furlan stava realizzando, proprio perché in passato, in occasione di eventi atmosferici di una certa rilevanza, siamo andati in sofferenza e quindi una delle opere che sono state previste nell'accordo pubblico-privato con la ditta Furlan è stata proprio quella dell'implementazione di questa vasca di laminazione che era già esistente attraverso diciamo lo scavo, un ulteriore scavo, quindi un abbassamento ancora della zona di raccolta, quindi maggiorazione della zona di raccolta e dei tombotti di collegamento, proprio perché quel quartiere lì era successo in passato che era andato in sofferenza. Quindi oltre ad aver fatto quello previsto per legge naturalmente nel proprio intervento, noi abbiamo come amministrazione scelto di porre rimedio a una questione che magari si trascinava da qualche anno e che aveva visto veramente, perché soprattutto in quartieri dove ci sono abitazioni con gli interrati, nei momenti in cui ci sono piogge di un certo tipo, le posso garantire che la preoccupazione sale non di poco. Assolutamente sì, poi lo vediamo in tantissimi comuni. Ecco, poi naturalmente i fossi, noi abbiamo fatto negli anni un lavoro di escavazione, di pulizia dei fossi, anche questo ha portato una serie di benefici. Poi adesso non piove da mesi, però in passato abbiamo avuto, e qual è il problema? Che adesso succederanno eventi atmosferici molto violenti di breve durata e quindi queste vasche, come diceva l'ingegnere, servono proprio per fare la raccolta dell'acqua di prima pioggia, ok, e metterla nelle condizioni di essere smaltita lentamente. Quindi la raccolgono e poi naturalmente quando le condotte stradali sono libere, poi lentamente lei le lascia defluire. E questo serve ed è previsto per legge ed è una cosa, naturalmente c'è chi lo fa, come diceva l'ingegnere, con delle piscine all'aperto naturali, c'è chi realizza delle vere e proprie piscine interrate, ok, però poi sono scelte, diciamo, progettuali che vengono naturalmente avallate dai vari enti e servono proprio per questo motivo, cioè per evitare questi bruschi fenomeni, che questi bruschi fenomeni creino veramente dei danni. Quindi c'è una stretta relazione tra l'impresa costruttrice e l'amministrazione comunale dove voi andate a creare l'insediamento? Cioè un rapporto anche di scambio, di accordo, di team che si viene a creare? Assolutamente sì, oggi molto più che prima, che una volta. Una volta c'era il classico piano di urbanizzazione che prevedeva la grande lottizzazione, dove si realizzavano decine di lotti, arrivavano vari costruttori, si prendevano il lotto di turno e costruivano. Oggi queste situazioni sono pressoché sparite, non c'è più la grande lottizzazione che nasce con le varie imprese che entrano all'interno della lottizzazione. Oggi l'edilizia è fatta di appunto attività di
o demolizione e ricostruzione oppure attività nuove che nascono appunto dalla collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, perché si punta molto a fare scelte responsabili. Questo diventa molto importante. Torniamo su questo aspetto qui, perché così posso anche rispondere ad alcune domande che ci hanno fatto in passato i nostri telespettatori. Noi leggiamo sempre le vostre mail. Dopo la pubblicità, pochi secondi, tra poco.